una buona serata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. Siamo in diretta con l'informazione regionale, torniamo a occuparci dell'allarme coronavirus perché a pochi giorni dalla lettera di fuoco che è stata inviata dai governatori delle regioni del nord, Veneto compreso, in cui chiedevano la quarantena per i ragazzi di ritorno dalla Cina, è arrivata la risposta dal Ministero della Salute in cui si dice no all'obbligo di rimanere in casa, sì invece all'isolamento volontario. Abbiamo tutti i particolari nel nostro primo servizio di questa sera. Alla fine il Ministero della Salute e dell'Istruzione hanno optato per la via di mezzo, recuperando la lezione di Re Salomone, no a quarantene forzate, sì agli isolamenti volontari per tutti gli studenti di rientro dalle zone più colpite della Cina, chiarendo una volta per tutte la posizione del governo sul tema coronavirus a scuola. I casi segnalati saranno oggetto di un'azione coordinata tra dirigenti scolastici e le ASL del territorio, che avranno il compito di monitorare i soggetti coinvolti, misurando loro la febbre e riscontrando eventuali problemi respiratori. L'isolamento volontario, recita la circolare, sarà assegnata nei registri come assenza giustificata, particolare non di poco conto. La miccia era stata accesa lunedì con la lettera dei governatori del nord, Veneto compreso, con cui si chiedeva all'esecutivo di istituire una quarantena obbligatoria per tutti gli studenti di rientro dalla Cina. Pochi giorni dopo, sempre i governatori del nord avevano chiesto regole precise almeno per gli isolamenti volontari che si stanno registrando a macchia di leopardo su tutto il territorio, anche in Veneto. Adesso è lo stesso Zaia a chiudere il cerchio di una settimana infuocata, incassando nei fatti una vittoria e parlando di una misura responsabile. Ma a me sembra buon senso, guardi, io sento il Ministro più volte al giorno, il Ministro Speranza, e il rapporto è assolutamente di assoluta collaborazione, qui non c'è politica, non c'è niente, ma c'è buon senso. Se avessimo dei ragazzi infettati nelle scuole sarebbe una tragedia. Quanto alle accuse di favorire discriminazione tra i banchi, che gli sono piovute addosso anche attraverso campagne social, Zaia scandisce a chiare lettere. Il virus non si guarda la carta d'identità o il passaporto di uno. Allora, se il cittadino cinese, la scuola cinese, il ristorante cinese non è tornato il gestore non è tornato da Wuhan, che è zona infetta, vale come un trevigiano piuttosto che un padovano che non ci è mai andato a Wuhan, punto. Finiamola queste menate, parliamo di coronavirus. Altra questione calda è quella legata all'autonomia. Pare ci siano buone speranze perché il ministro Boccia a Padova ha detto che adesso la parola spetta al Consiglio dei Ministri e al Parlamento. Zaia si definisce decisamente fiducioso. Mattinata all'insegna dell'autonomia nella città del Santo. Prima ospite in municipio del sindaco Giordani e poi relatore al convegno Autonomia e prospettive per il terzo settore e la società veneta, il ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia. A che punto siamo con quella del Veneto? E la settimana scorsa abbiamo trasmesso gli ultimi ritocchi che sono il risultato di un confronto con le forze politiche della maggioranza e anche con le parti sociali. E il provvedimento è pronto per il Consiglio dei Ministri, lo abbiamo già trasmesso al preconsiglio, questa è la seconda volta insomma, che facciamo questo percorso, a testimonianza che la concertazione è sempre utile perché chiarisce ogni dubbio. Qualche dubbio ce l'ha il Movimento 5 Stelle, ma Boccia fa notare che meglio di così non si poteva fare dopo 19 anni dalla modifica della Costituzione, un ritardo imperdonabile. Quello che abbiamo fatto in questi mesi è stato ricostruire un clima di fiducia tra i diversi livelli istituzionali, perché io trovavo assolutamente folle che non si sedessero al tavolo pezzi delle istituzioni. Oggi sono tutti al tavolo, c'è un'unanimità diffusa e ora serve il Parlamento, quindi il mio lavoro l'ho completato, ora è sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Spetta ora al Premier Conte mettere in agenda la discussione nel Consiglio dei Ministri e poi al Parlamento. Il Ministro spiega che si inizierà delegando alle regioni i livelli non essenziali di prestazioni, quelli cioè che non riguardano sanità, lavoro e trasporti. Significa accelerare i tempi, la gente ha bisogno, quando chiede qualcosa allo Stato, di una risposta in tempo reale e l'autonomia serve a questo. Alla Fornace Carotta, la scuola di formazione politica della Lega, il presidente Zaia sembra fiducioso per i risultati raggiunti insieme al governo sull'autonomia. Ma direi che ormai 17 regioni, grazie all'azione del Veneto, su 20 chiedono l'autonomia o hanno l'autonomia, per cui pensare che questo Paese possa rinunciare all'autonomia non esiste. Se non lo farà questo governo, lo farà chi viene dopo questo governo. Lei è fiducioso? Assolutamente sì, guardate, io sono quello delle Olimpiadi, tutti piangevano, tutti dicevano che si perdeva tempo e le abbiamo portate a casa. Quando ho deciso di fare il referendum per l'autonomia, tutti dicevano che era impossibile farlo, l'abbiamo fatto.
Zaia è vero e fiducioso, molto più severo invece con il governo che ha ritrattato e ha ritardato soprattutto tutto questo iter per l'autonomia, è il costituzionalista Mario Bertolissi. Il ministro cerca di fare quello che può e deve dopo fare i conti con la maggioranza che c'è e anche con le divisioni che esistono al suo interno e che riguardano pure lì il fatto che ministri siano esponenti e portatori degli interessi del sud piuttosto che di quelli del nord. L'ho detta così in un modo rozzo. È fuori discussione comunque dal mio punto di vista che il ritardo rappresenta una grave ferita nei confronti dei cittadini del Veneto che si sono recati alle urne e che in modo trasversale hanno detto di sì una larghissima maggioranza. Da questo punto di vista bisognerebbe che i politici riflettessero, perché sono abituati a non ascoltare mai chi non appartiene alla loro categoria. Il cittadino però sta reagendo negativamente, basterebbe scorrere l'ultimo rapporto Censis per rendersi conto qual è il tasso del risentimento che circola, in modo particolare tra l'altro in queste terre. Una sorta di rancore che serpeggia. Dramma sulla montagna, un uomo è morto cadendo da una parete di rocce in Lessigna, nel Veronese. L'incidente è avvenuto mentre un 55enne si stava arrampicando sulla parte nord e i sanitari sono intervenuti con l'elicottero di Verona Emergenza, però hanno solo potuto avviare le operazioni di recupero del corpo. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Sant'Anna. Ci fermiamo per qualche istante, poi rientriamo e andiamo a vedere l'abbattimento della seconda palazzina di Via Anelli a Padova. E rieccoci in diretta Focus TG, andiamo a vedere l'abbattimento della seconda palazzina in Via Anelli, siamo a Padova. Abbiamo passato anche giorni di terrore, quando facevano le guerriglie che con bastoni, con ferri, con coltelli in mano. Abbiamo passato veramente terrore. Le palazzine vengono abbattute pezzo per pezzo, ma tra i residenti resta indelebile nella memoria cos'era il complesso Serenissima. Il momento è eccezionale, qualcuno si affaccia anche per fotografarlo. Qui all'inizio c'erano studenti, poi sono arrivati i neri e marocchini, spaccio di droga, pallottole che volavano qua di sera. Dopo le 9 di sera non si poteva più uscire. È partita la demolizione della seconda palazzina, quella che confina con Via De Besi, dove più di 10 anni fa fu costruita la recinzione, poi nota come Muro di Via Anelli. Sono soddisfatto, sì, che finalmente cambiano, diciamo, sta destinazione, perché adesso non so, ho sentito che viene la questura qua e questo mi fa piacere. Dopo che sono andati via tutti, qua si sta veramente in paradiso. Riaccesi i motori delle ruspe, dopo la sosta per i lavori di bonifica dall'amianto. Qui si va avanti e non c'è nessuno stop, perché quelle operazioni sono il lavoro più difficile, più complicato, più articolato. Il lavoro di demolizione che vediamo adesso, che è quello che dà l'immagine di operatività, in realtà è il lavoro più semplice. La prossima tappa per la riqualifica dell'area e il successivo passaggio al demanio per la costruzione della nuova questura prevede l'abbattimento della palazzina rossa, quella che ospitava la moschea. Noi vogliamo una città senza ghetti. Quello che è successo in Via Anelli ci deve insegnare che non si deve più ripetere. Il fatto che qui si collocherà una grande funzione, la questura di Padova, significa che il quartiere della Stanga e tutto il quadrante est, i quartieri intorno, Mortise, San Lazzaro, vivranno di una grande centralità. Tra i residenti c'è la speranza di vedere finalmente abbattuto quello che per anni è stato un nemico. A noi non interessa il tempo che ci vorrà per buttare giù Via Anelli, a noi interessa che Via Anelli venga demolita. I telegiornali di ieri vi abbiamo dato conto di una rapina messa a segno in pieno centro a Mogliano Veneto, sventata da una commessa davvero eroica che ha un sogno, quello di fare la carabiniera.
In quel momento, quando si ha l'adrenalina in corpo, cioè non capisci nulla, ho reagito di spontanea volontà. Capacità di reazione, sangue freddo, queste le armi usate da Federica Trovò, la commessa che accanto a una giovane cliente ha sventato una rapina in pieno centro a Mogliano. Sono le 18 di venerdì quando un primo uomo entra all'Air Beauty di Via Zara e chiede a Federica di visionare dei prodotti. Si esprime a gesti, non parla l'italiano, è un tentativo di distrazione, giusto il tempo di permettere a un complice di entrare e dirigersi verso la cassa. Peccato che una cliente che si trova dietro a un dispenser lo veda e inizia a urlare. In quel momento che dopo ho sentito appunto la ragazza urlare e mi sono girata e ho visto l'uomo che usciva praticamente dalla cassa. A quel punto ho mollato tutto, sono andata dove c'era la ragazza che tentava di tenere l'uomo. Abbiamo cercato di trattenerlo, però lui è scappato. Seguono attimi concitati, Federica e la cliente riescono ad attirare l'attenzione degli altri commercianti. Mentre il complice scappa, il primo uomo resta di fatto intrappolato. Ha alzato le mani per dire non c'entro nulla, però dopo ha tentato di scappare anche lui dandomi degli spintoni. Infatti ho sbattuto un pochino la mano sulla porta ed è rimasto qui praticamente bloccato. Arrivano quindi i carabinieri, l'uomo scoprono più tardi è un 50enne georgiano con un rosario di precedenti e innumerevoli alias. L'accusa per lui è di rapina mentre è caccia al complice. Resta un'intera via che si è mobilitata a cui va il grazie della titolare del negozio. Non hanno chiuso gli occhi ma si sono dati da fare. Grazie di cuore a tutti, veramente. Questa è stata la cosa bella di quello che è successo ieri. Intanto Federica ritorna a riaprire il cassetto dei sogni. Il mio sogno nel cassetto era di diventare carabiniere, quindi mi è servito, mi ha dato un po' un aiuto, ecco. Allora questo sogno, questo cassetto è da riaprire? Ma non si sa. Giovane ma decisamente coraggiosa questa commessa. E adesso ci occupiamo di barriere architettoniche che riguardano e interessano un po' tutte le città, anche Bassano del Grappa in provincia di Vicenza. Vediamo. Fabio Franchetto, siamo arrivati a visitare Palazzo Sturm. Qua c'è l'indicazione della biglietteria del museo, però c'è un però, ci sono anche delle scale da affrontare. Allora, io vorrei solo dire una cosa. Durante le feste natalizie sono venute delle persone in carrozzina da Vicenza. Non hanno potuto visitare questa mostra perché non è accessibile. E quindi niente mostra per questi amici disabili che arrivavano da Vicenza, una grande amarezza per il nostro affezionato telespettatore che da sempre ci guida nella lotta alle barriere architettoniche per una città, Bassano, davvero accessibile a tutti. Purtroppo così non è. Ci sono 6 belli scalini da fare, non c'è nessuna pedana, la persona in carrozzina, anche un anziano fa fatica perché non c'è neanche un scorrimano. Dalla serie, se piove, se è brutto, un po' ghiacciato, vai giù. Insomma, basterebbe davvero poco perché... Al comune di Bassano vorrei chiedere una cosa. Qualsiasi manifestazione, qualsiasi mostra che fate, dovete segnalare se è accessibile sì o no. Altrimenti, come è successo durante le feste natalizie, vengono persone da Vicenza, da Treviso a vedere la mostra, non hanno potuto vederla perché non è accessibile. Facciamo proprio una bella figura. Tantissime le persone, lo abbiamo detto anche nei nostri telegiornali, che sono venute a visitare la mostra qui a Palazzo Sturm di Albrecht Dürer. Tra loro però, chiaro, non c'erano persone disabili perché impossibilitate ad accedere alla struttura e alla mostra. Però di sicuro sono riuscite a vedere questo splendido rinoceronte, giusto Fabio? Giusto. Essendo che mi hanno detto che noi disabili di Bassano del Grappa abbiamo bisogno del contentino, eccolo qua. Quello che ci hanno dato, almeno i miei amici e le mie amiche hanno visto. Adesso vi raccontiamo la storia di Stefano Geller, affetto da una grave malattia congenita degenerativa che ha un grande sogno, anzi 3.
La sua storia per i più inizia con un tentato furto in casa mentre la badante ha orario di libertà. Da lì i riflettori dei media si accendono su Stefano Geller, 47enne di Cassola, affetto da distrofia facioscapolo-omerale congenita. Da lì inizia a raccontare di sé. Dapprima si dice stanco di vivere, vuole l'eutanasia, i soldi della pensione di invalido bastano appena per la badante, ma qualcosa cambia. Sui social sono in migliaia a chiedergli l'amicizia e lui si riaffaccia alla speranza. Anzi, fa di più, spesso dispensa consigli perché sono in molti a chiedere a lui conforto. Vorrei dire grazie a tutti quanti, anche se tutto questo finirebbe, ma comunque ho scoperto una nuova vita, un nuovo mondo e che esiste ancora una grande generosità da parte di tutti gli italiani. La malattia degenerativa ha colpito anche la sorella dalla nascita, la madre prima, la nonna ancora prima. Lui è solo, ha un diploma di tecnico informatico, conosce bene il mondo social e vorrebbe essere utile. Purtroppo nessuno mi ha mai dato la possibilità di lavorare e di avere una soddisfazione lavorativa e così riuscire a mantenere le mie spese autonomamente. È un sogno nel cassetto da fare in fretta prima che la malattia degenerativa glielo impedisca del tutto. Il sogno della mia vita è fare un viaggio che non ho mai fatto e non ho mai viaggiato, si può dire, in vita mia, che è andare a New York e niente, sto tentando adesso di realizzare questo grande sogno. Oltre al sogno americano, Stefano ne ha altri due: incontrare l'adorata pop star Madonna e un altro personaggio forse un po' più alla portata. E vorrei incontrare il presidente Zaia per esporre i miei problemi, discutere con lui sull'assistenza in Veneto per le disabilità gravi e gravissime. Quindi, Presidente, ho grande stima di lei e vorrei incontrarla e spero della sua disponibilità in questo. La ringrazio anticipatamente. Una raccolta fondi è già partita sulla sua pagina Facebook, La vita di Stefano Geller, l'augurio di andare davvero lontano, Stefano, di volare per la prima volta tanto in alto per una nuova spinta verso la vita. Una gran bella storia davvero, ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo e vi parliamo del nuovo protettore dei malati oncologici di Padova. Dal Vaticano a Padova è ufficiale la nomina di San Leopoldo Mandic a patrono dei malati di tumore. L'umile servo del perdono San Leopoldo Mandic è ufficialmente il patrono dei malati d'Italia colpiti da tumore. Lo ha decretato la Congregazione Vaticana per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. L'annuncio è stato dato dal Vescovo Claudio a pochi giorni dalla giornata internazionale del malato di martedì 11 febbraio. Veramente la situazione della malattia, soprattutto quando è grave, devasta non soltanto il corpo ma anche lo spirito di una persona, e quindi il poter dire che noi credenti possiamo contare anche su un contributo che va oltre la scienza alla quale noi crediamo, ecco, anche questo è da ricucire, il nostro impegno nei confronti della scienza e nei confronti della fede. Un riconoscimento arrivato dopo un lungo e complesso iter avviato nel 2016 da una prima domanda inoltrata dal Vescovo alla congregazione, dopo la richiesta dei frati cappuccini e di un gruppo di medici padovani, e forte di una popolarissima raccolta firme che ancora prosegue e che al 31 gennaio 2020 aveva raggiunto le 69.758 firme. Dio è medico e medicina. Padre Leopoldo invitava anche ad aver fiducia nei medici e nelle medicine, ma diceva: ricordatevi che al di sopra di tutto c'è il padrone, il Dio, c'è Dio che ci ama infinitamente, ce l'ha mostrato in Gesù, c'è la parona benedetta, c'è la Madonna. Dio è medico e medicina, e questo dà tanta fiducia anche per combattere la malattia spesso negli ammalati. Anche San Leopoldo, canonizzato nel 1983 da Papa Giovanni Paolo II, provò l'esperienza della malattia oncologica. Fu infatti un tumore all'esofago a portarlo alla morte. Già invocato anche per la guarigione da molti fedeli, ora la congregazione lo riconosce patrono dei malati di tumore. I suoi devoti potranno rivolgersi a lui anche con un piccolo libro con 3 preghiere. La preghiera del malato, dei familiari e quella per gli operatori sanitari, opportunamente formulate per questa occasione.
Adesso andiamo nel Trevigiano, andiamo a Monastier, dove 31 sindaci veneti si sono trasformati in camerieri per Venezia. Novembre 2019, Venezia e il litorale feriti dall'acqua alta e dal maltempo. Ieri sera a Monastier il Veneto si è stretto ancora una volta per aiutare le zone colpite. Una cena all'insegna della solidarietà. 31 sindaci hanno tolto per una sera la fascia tricolore e si sono messi il grembiule diventando camerieri provetti. E il via alla cena con i sindaci, vassoi in mano, a servire fra i tavoli. Intanto per ringraziare tutti i veneti, i veneziani e tutti gli italiani che ci hanno aiutato e dimostrano questo grande cuore. E ancora una volta il Veneto si dimostra una regione solidaria, ma soprattutto questa zona, il Trevigiano. Occasioni come queste aiutano anche a far squadra e intervenire a sostegno degli amici dei comuni vicini. Da Vicenza al Trevigiano fino al Bellunese. È un modo per dimostrare che insieme ci si può aiutare, ma soprattutto si riescono a ottenere risultati importanti. Prima volta per me che faccio il cameriere, poi la pasta ai fagioli è una sfida. Soddisfatta la padrona di casa. L'orgoglio più grande è quello del sentire che quando c'è da fare squadra, sindaci, cittadini, associazioni, squadre di calcio, di basket, qualsiasi cosa sia, siamo uniti. Presenti a questa bellissima serata 2 giocatori della De Longhi Treviso Basket e dell'Umana Reyer proprio alla vigilia del derby di domenica. Momento scherzoso con i 2 sindaci Conte e Brugnaro che alzano la maglia della squadra avversaria. Davvero una gran bella iniziativa, questo era il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito, una buona serata e un buon fine settimana, arrivederci.